Cassa integrazione. Ma infatti è giusto. Rieccoci, primo Sistema Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook e anche in diretta nella trasmissione, sono le 22:25, minuto più, minuto meno. Dennis, novità dal web. Adesso la regia alza l'audio, prego Dennis. Non abbiamo sentito nulla. Ecco, se la regia alza un po' l'audio, sì, vai. No, dicevo una notizia che arriva direttamente dall'Unione Europea, una notizia proprio di queste ultime ore. Insomma, la Commissione per le libertà civili del Parlamento Europeo ha approvato l'accordo per facilitare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia, il famoso digital Covid relativo insomma, al passaporto vaccinale per poter viaggiare. Possiamo anche andare a vedere un po' quindi di cosa si tratta, perché è un primo passo poi che porterà all'ingresso in vigore all'inizio di luglio. L'obiettivo è facilitare il diritto alla libera circolazione durante la pandemia, contribuire alla graduale revoca delle restrizioni, attesterà che la persona è stata vaccinata contro il Covid-19, ha ricevuto un test negativo di recente o è guarita sempre dal Covid-19 e soprattutto non sarà una precondizione all'esercizio del diritto di libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio. Poi ancora test economici accessibili, almeno 100 milioni che verranno mobilitati per l'acquisto dei test. Un quadro comune dell'Unione Europea poi darà la possibilità di accettare i vari certificati negli altri paesi e soprattutto non saranno ammesse ulteriori restrizioni di viaggio, salvo che non siano debitamente giustificate. Ricordo che insomma, se tutto andrà come deve andare, questo passaporto vaccinale sarà in vigore nei 27 paesi dell'Unione, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Non ho capito nella lettura, Dennis, rapida che hai fatto, e ti ringrazio, se anche chi ha fatto il vaccino deve fare il test per ancora il tampone, definiamolo così, no. Oppure basta se solo... rimarrà così no. Ah, basta solo che sia vaccinato, giusto? Sì, ma se Si è fatto entrambi. Tutte e due vaccini. Entrambe le dosi, salvo ovviamente i vaccini monodose come chiedo scusa, vaccinato intendo nella globalità, ovviamente con le due... ma c'è una fase in cui si è in mezzo? Siete proprio davvero... fiscali. Allora, fiscali, ma in una maniera... No, perché l'80% ha fatto una dose. No, ma è chiaro che no, ne ha fatto parecchi, adesso stiamo uscendo un po' adesso, onestamente. Però Giorgio, scusami, sì, Dani, scusami. Diciamo anche che... già il fatto di poter comunque viaggiare sottoponendosi a un test nelle precedenti 48 o 72 ore è già insomma un passo in avanti, soprattutto se, come dovesse essere, questi 100 milioni, se non sbaglio, verranno mobilitati insomma dall'Unione Europea, daranno la possibilità presumibilmente per i cittadini di non doverlo pagare il tampone. Ecco, mi sono dimenticato di dire che quel signore che 24 me lo riquadri un attimino, Claudio, per favore, Dennis, vediamo un po', c'è la regia che... Ecco, ricompie gli anni oggi, auguri. Quindi facciamo, c'è l'applauso. È un ragazzino, vediamo. Come? È un ragazzino. È un ragazzino. Tanti auguri, Dennis. Compie gli anni oggi, quindi facciamo tutti gli auguri ovviamente a Dennis che se li merita sicuramente. Allora, ritorniamo a noi. Avete terminato? Cosa avete fumato la sigaretta malinese? No, non ho fumato la sigaretta. Io sto cercando di fare ragionamenti costruttivi, non perché voglio polemizzare, perché qui abbiamo un tema che è un tema secondo me grave, che non stiamo uscendo dalla pandemia, non stiamo mettendo in alcun presupposto per uscirne e dal punto di vista economico non stiamo parlando di aspetti che a settembre-ottobre ci ingesseranno. Ecco, però è la produzione. Esatto, al di là del problema ovviamente importante sindacale, come diceva Ferrari, però qui bisogna uscire, bisogna riprendere sotto un profilo economico, riprendere dopo quello che questa tragedia che è capitata in tutto il mondo e ovviamente noi guardiamo in casa nostra che è capitata anche in Italia, bisogna riprendersi. E tutti mi dicono guarda non sarà facile perché mentre stiamo uscendo come diceva Dennis, da questo problema sanitario, il problema economico diventerà un problema gravissimo perché ci sono delle difficoltà enormi. Con tutti questi soldi che arrivano, che tutti mi dicono, poi l'altra volta Marinese aveva detto che non sono tutti quei 200 ma ce ne sono meno, poi sarà più preciso e ce lo dirà, tutti questi soldi che arrivano dovrebbero un po' risolvere, siamo il paese che ha ricevuto più soldi di tutti in Europa, siamo su una botte di ferro con Draghi, insomma dovremmo avere un futuro roseo, non un futuro in difficoltà, invece mi sembra... Distinguiamo, la prima parte della discussione riguarda uno degli interventi a sostegno dell'economia fatta direttamente dal nostro Stato adesso, prima ancora dell'arrivo delle risorse dell'Unione Europea, che quelle spero andranno per gli investimenti in linea di massima. Questo è per tenere in vita il sistema e non è l'ultimo intervento, ne sono stati fatti almeno altri 5 prima, con altre decine di miliardi
che, attenzione, è vero che stiamo progressivamente uscendo e quindi la vera frusta all'economia la sta dando il generale Figliuolo perché riesce a farci vaccinare 500.000 persone al giorno. Qualcosa in più addirittura. Anche qualcosa in più, benissimo. E quindi quella è la vera prospettiva di positività, che come dire, quelli che vedevano il mezzo bicchiere pieno lo dicevano già un mese e mezzo fa. Bene, quello sta funzionando. Ma allora io dico, siccome veniamo dal tunnel nero per tutti, e quando tu tieni in vita il sistema, perché l'hai tenuto in vita per tutti, anche per gli imprenditori, ci sono stati dei momenti in cui, come dire, eravamo al lockdown completo, allora non possiamo fare un salto nel vuoto dal giorno prima al giorno dopo. Io sono per la progressività, quindi bene ha fatto, al di là della polemica interna che secondo me era tutta polemica, perché se, come dice il Presidente qui presente Marinese, bisogna programmare, lì si diceva che fino alla fine di agosto, non fino all'eternità, quando i sindacati chiedevano fino alla fine dell'anno, e continuano a chiederlo, giusto segretario, di bloccare ancora per un po' la possibilità di licenziare. Perché, diciamocela tutta, se tu usi la cassa integrazione guadagni, la usi perché ritieni che in quel momento la tua attività non possa portare il peso di avere tutta la forza lavoro impiegata per lavorare, per produrre, perché producendo vendi, esporti e fatturi. Esatto, okay? E la cassa integrazione guadagni la paga lo Stato. Quindi la polemica, secondo me, anche un po' strumentale, di Confindustria, a cui io mi sento di dire che è una parte fondamentale di questo Paese. Ma quando mai? Loro sono il motore insieme ai sindacati di una ripartenza in coesione. Anche delle piccole industrie. Ma di tutti, nel senso, adesso ho banalizzato perché ho i due interlocutori, se poi parlassi con l'altro interlocutore direi anche con Fapi, ci mancherebbe. Non so se mi capite. Cioè, quindi non saranno sti 2 mesi in più rispetto a un intervento dello Stato che è monstre, perché qui abbiamo messo in gioco noi forse l'altrettanto che ci arriva dall'Unione Europea in un anno e mezzo. Allora non sarà sto mese e mezzo qua che farà il discrimine. Glielo chiediamo, Vincenzo, rapidamente, se alza un po' il microfono, Vincenzo, così, non lei il microfono, se lo alza un po'. Scusi, il segretario mi sta particolarmente simpatico perché ha la capacità, mi dicono così vuol dire che... perché ha la capacità dialettica di stravolgere un concetto. Io non parlavo di licenziamenti, io parlavo di assunzioni. Poi se volete parliamo dei licenziamenti e dei però avete chiesto ma perché si stiamo parlando da 10 minuti della possibilità di liberalizzare i licenziamenti? Scusate, facciamo un rewind veloce. La dottoressa nel suo ragionamento ha detto noi facciamo difficoltà ad assumere. Il segretario ha alzato la mano, ha detto non è vero, ci sono un sacco di persone che sono senza lavoro. E io ho detto una cosa, perciò il tema non era licenziare, il tema era assumere. Sui licenziamenti do una notizia straordinaria. Io non sono d'accordo sul fatto che bisogna bloccare o sbloccare i licenziamenti. Io è da 1 anno e mezzo a questa parte, l'ho detto almeno 10 volte in questa trasmissione, che il verbo bloccare è un verbo sbagliato, perché le aziende non se lo possono permettere il lusso di licenziare, non se lo possono permettere economicamente, perché parlate purtroppo talvolta senza riconoscere i connotati economici giuridici, perché se io, ora poi alza la mano, se io devo licenziare una persona li devo pagare, perché non è che il fatto che qualcuno dica che si è sbloccato il licenziamento per l'imprenditore è indolore, deve andare davanti a un giudice perché c'è la possibilità di contestare il licenziamento e pertanto vieni condannato a pagare. Come è giusto sia. Come è giustissimo che sia, senza che nessuno dica che Confindustria vuole licenziare, però io sono contro la parola blocco e sono contro la parola sblocco. Il blocco, questo verbo utilizzato, è un verbo che dal punto di vista della semantica è stato utilizzato per un fine dialettico, che è quello di Bisatto, che io parlavo di occupazione e lui diceva che io c'è la Venturini che mi sta dicendo di parlare anche Donofrio conduce la Ferrari, perché la Venturini ormai vi conduce la trasmissione, giustamente dice c'è Donofrio che deve intervenire, che ovviamente anche lui con le piccole aziende, le medio aziende ha qualcosa da dire, ne è il Presidente. Mi chiama in un momento in cui sono d'accordo con quello che dice il Presidente Marinese, perché vedete
È molto difficile affrontare questa discussione senza scadere nell'ideologico, però in realtà sulle aziende, soprattutto quelle piccole, si parla delle persone che ci sono dentro, che sono tendenzialmente poche, e pertanto il valore è talmente alto che nell'industria soprattutto è un tema che nemmeno si pone, anzi abbiamo il problema che giustamente diceva il consigliere Venturini, perché non ne troviamo, molto difficile trovare aziende nell'industria, perché la discussione andrebbe spostata più che sull'assistenzialismo o su quelli che sono di fatto ammortizzatori sociali, perché anche poi il decreto sostegni bis, insomma parliamo di ammortizzatori sociali in vasta misura, andrebbe portata sui problemi reali per tornare a generare ricchezza e valore, che abbiamo un problema di produttività, abbiamo un problema di competitività, abbiamo un problema di competenze. Di formazione. Perché se non è allineato quello che chiede l'industria con quello che offre il mercato, poi è logico che troveremo da un lato disoccupati e dall'altro mancanza di manodopera qualificata, perché poi è lì il problema di mismatching, bruttissima parola. Quindi però finché su non questi arrivi lì... temi... C'è Ferrari che vuole intervenire quando ho terminato, però il direttore. No, ci mancherebbe, e saluto tra l'altro il segretario Ferrari con cui proprio oggi a proposito dei contratti nazionali abbiamo trovato l'intesa per il rinnovo del contratto Union Meccanica con FAPI, che comunque in Veneto conta svariate decine di migliaia di addetti. Detto questo, quindi andare a fare la discussione sugli ultimi non mi sembra appassionante, perché comunque è evidente che come in tutte le società complesse ci sono delle situazioni che non mi permetto di giudicare e di valutare. Quello che mi permetto di dire è che però in questo momento di grande cambiamento, con una montagna di risorse che si stanno per riversare, se non le utilizziamo per lavorare su quelle leve che ci permettono di riposizionare e portare la nostra industria laddove sta andando il mondo, lì avremo un problema, e noi abbiamo discreti ritardi su quei tre aspetti. Direttore Donofrio, voglio arrivare poi anche sul problema di questi soldi che arrivano, come saranno investiti, se gli italiani li spenderanno bene, perché anche qui è un discorso da approfondire in maniera delicata, perché mi sa che anche lì ci sarà da dire e ci saranno da dire molte cose. Ferrari, voleva intervenire? Sì, io non intendevo assolutamente fare polemica col dottor Marinese, io controbattevo a quella tesi di qualche imprenditore che considera il reddito di cittadinanza concorrenziale ai salari che offre, e questo non è accettabile, punto, solo questo. Dopodiché noi diciamo una cosa. Benissimo, prendo atto positivamente delle parole del Presidente di Confindustria di Venezia, registro però che i presidenti delle Confindustrie di tutto il nord Italia hanno scatenato una guerra nucleare per un paio di mesi di prolungamento del blocco dei licenziamenti fino ad agosto. E il messaggio che emerge oggettivamente è quello: noi abbiamo bisogno di ripristinare il nostro potere di licenziare le persone subito e vogliamo farlo dal 1° di luglio. E questo penso che sia un messaggio sbagliato, perché non è su queste basi che insieme si ricostruisce da una situazione molto complicata. Secondo lei perché l'hanno fatto le industrie questo ragionamento? Ma lo hanno fatto probabilmente per una questione di rapporti di forza sia nel quadro politico nei confronti della maggioranza di governo, sia anche nell'ambito del, come dire, microeconomico delle proprie aziende. Però al di là del microeconomico, nel sentire... faccia dire una cosa. No, ma mi scusi Ferrari, mi scusi, nel sentire il ragionamento di Marinese dice ci costa anche licenziare, però, quindi scusi, mi sembra che io ho apprezzato la posizione del dottor Marinese, attenzione, sto solo dicendo che a 4 colonne attraverso Sole 24 Ore è stato crocifisso un ministro del lavoro, addirittura accusato di tradimento per quella norma che semplicemente molto timida, che peraltro per noi era insufficiente, che spostava di 2 mesi per quelle aziende che utilizzano la cassa Covid a spese del contribuente senza metterci un centesimo. Allora uno viene il sospetto di dire: perché tutta questa veemenza per avere subito lo sblocco dal 1° di luglio? Allora noi pensiamo, lo dico in maniera molto chiara, noi non abbiamo una posizione ideologica, sappiamo benissimo che stiamo parlando di una misura del tutto eccezionale, che non può durare all'infinito, ma pensiamo che c'è bisogno innanzitutto che si consolidi quella ripresa che tutti auspichiamo sia davvero una ripresa reale e di prospettiva. E quest'estate deve essere la stagione della speranza, della fiducia e non dei licenziamenti. Dall'altra parte
ci auguriamo che nel frattempo venga finalmente finalizzata quella riforma degli ammortizzatori sociali che è stata ampiamente annunciata e su cui c'è un tavolo aperto con il ministro Orlando e con il governo, che ci deve dare a tutti noi quegli strumenti per cercare di gestire quelle ristrutturazioni che inevitabilmente attraverseranno il sistema produttivo nei prossimi mesi. E l'obiettivo principale non può essere quello mani libere sui licenziamenti dal 1° di luglio, deve essere quello tutelare il più possibile, per quanto possibile, l'occupazione a partire qui dal Veneto, che vive una situazione certo di ripartenza, ma che si misura con un'eredità del Covid del 2020 che ha letteralmente terremotato la nostra economia regionale, perché è vero, è giusto riconoscere la ripartenza, ma non sottovalutiamo il fatto che abbiamo avuto una caduta di 9 punti di PIL, che abbiamo avuto una caduta di tanti indicatori. Quindi tuteliamo il lavoro, utilizziamo tutti gli strumenti a disposizione alternativi ai licenziamenti. Abbiamo la pubblicità. Sì, però abbiamo la pubblicità. Me la fai una domanda sulla CGIL, dato che tu a lui fai la domanda pubblicità. Così ci invertiamo. Il segretario risponde per conto.